Fieri e onorati di poter rappresentare questa bellissima tradizione del nostro territorio, l'86esima fiera Sagra del Pesce che vedrà diciamo così, un ristorante a cielo aperto con numeri importanti. Noi siamo fiduciosi che questo avvenga, vedendo anche i risultati degli ultimi trascorsi abbiamo visto numeri importanti, ma non è questo questione di numeri, è questione di portare avanti le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura, le nostre specificità del nostro territorio che provengono dal mare, dalla laguna, prodotti genuini, sicuri, ma soprattutto perché attraverso questa sagra si valorizzano ulteriori prodotti che vengono dall'orto frutticolo piuttosto che dal mondo dei panifici. Insomma, si mette in moto un meccanismo che tante attività commerciali si mettono a disposizione per portare avanti e valorizzare la sagra. Dunque noi siamo fieri per questo e orgogliosi di poter, anche attraverso i canali regionali, poter valorizzare ancora di più questa sagra e dare l'annuncio che dall'11 luglio al 20 avremo la possibilità di ospitare e dunque accogliere tanti turisti che vorranno venire a assaporare i prodotti, ma soprattutto visitare la nostra città di Chioggia. Sicuramente il mondo della pesca non vive giorni felici, nel senso che il settore a 360 gradi vive appunto delle difficoltà. Pesca, acquacoltura, causa direttive, politiche diciamo così restrittive, piuttosto che i cambiamenti climatici la fanno un po' da padrone in questi ultimi anni e mette ovviamente in grossa difficoltà l'intero comparto. Come istituzione noi cerchiamo sempre di essere a fianco del mondo produttivo e sperando appunto che le direttive spesso e volentieri europee in primis, che sono molto stringenti sul settore, possano essere un po', tra virgolette, un po' allentate anche nel far capire da parte nostra che certe imposizioni rischiano veramente di far morire l'intero comparto a 360 gradi. Dunque a maggior ragione noi cerchiamo di essere funzionali per il mondo della pesca, essere vicino agli operatori a 360 gradi, sia sul mondo della pesca sia sul mondo dell'acquacultura, attraverso ovviamente una serie di iniziative sui fondi e anche attraverso la Sagra del Pesce può essere ancora di più un volano per valorizzare i nostri prodotti e far capire che sono prodotti che fanno parte della nostra economia e dunque eccellenze che devono essere mantenute e portate avanti. Siamo all'86esima edizione, sarà un'edizione importante. La sagra sicuramente non è una sagra giovane, è una sagra matura, ma comunque cerchiamo ogni anno di apportare delle novità. Per esempio quest'anno la novità sarà un premio, è il Boccon Pibon, in collaborazione con Slow Food Chioggia Riviera del Brenta e con l'Alleanza Cuochi del Veneto. Con questa cosa vogliamo fare? Vogliamo ancora di più alzare l'asticella sulla qualità e soprattutto sulla sostenibilità del prodotto. Ci saranno giudici d'eccezione, come se fosse, non dico la guida Michelin, ma la volontà comunque è quella di differenziarci, come si diceva prima, proprio sulla qualità di quello che si offre ai clienti, diciamo, della sagra del pesce, che sappiamo sono sia locali e sia i turisti o diciamo cittadini delle vicinanze, da Padova, Vicenza e da Verona. In realtà sappiamo che la sagra del pesce abbraccia un po' i gusti di tutti. Do delle info utili. Allora, partendo soprattutto dai parcheggi. Allora, come parcheggi, il più grande e principale sarà il parcheggio messo a disposizione in Val d'Ario, che è nelle immediate vicinanze del centro storico. Lì sarà presente un bus navetta gratuito, che passerà ogni 15-20 minuti dalle 18 fino all'1. Successivamente un'altra info molto utile per le persone con disabilità e muniti di tagliandino, sarà possibile, in modo da agevolarli il più possibile e farli avvicinare proprio a ridosso della manifestazione, in San Domenico e Riva Lombardo ci sarà la possibilità di parcheggiare in zona ZTL, però avviso e lo sottolineo, per sicurezza inviate
la comunicazione della vostra targa ad SST in modo per sicurezza che non arrivi una sanzione, ok? Quindi è già tutto impostato, però la comunicazione in qualsiasi caso inviatela onde evitare problematiche. Qualsiasi informazione, compresa anche la mail dove inviare la targa, la trovate sul nostro sito ufficiale del Comune di Chioggia e anche sui social, scrivete Sagra del Pesce Chioggia. Come ha ricordato anche durante la conferenza il consigliere regionale Marco Dolfin, si muove un esercito, ma trovando un altro aggettivo o un altro nome, comunque penso proprio che si muova tutta la città, perché in qualsiasi caso la Sagra del Pesce coinvolge tutti i settori, dal commercio al turismo, alla pesca, all'agricoltura, quindi è coinvolta tutta la città, tutti i cittadini ci saranno per dare il meglio, quindi per far sì che tutte le persone che ci verranno a trovare dall'11 al 20 luglio trovino il meglio possibile, sia dal punto di vista culinario e sia poi anche dal punto di vista degli spettacoli che sono organizzati grazie a Proloco, perché da questo punto di vista ci dà una mano indispensabile a tutta Chioggia, oltre che in altre manifestazioni che li abbiamo sempre vicini. Ecco. Sagra del Pesce di Chioggia è uno degli eventi più importanti per la nostra banca, che vuole essere presente nel territorio come banca, quindi come servizi bancari, ma anche come sostegno al territorio. Vogliamo esserci perché la Sagra del Pesce di Chioggia è l'evento, tra tanti è l'evento principale che rappresenta più caratteristiche del territorio. La pesca, il commercio, il turismo e molto altro. È un'iniziativa, la Sagra del Pesce, che noi comunque sosteniamo attraverso le nostre strutture che mettiamo a supporto dei migliaia di presenze di turisti che frequentano nello specifico le 10 giornate della Sagra del Pesce, e quindi amplia un po' tutti i settori, come va il commercio, e quindi il singolo negozio, i ristoranti, gli alberghi, l'open air, i campeggi, le spiagge, ecco, che offrono comunque un servizio di eccellenza ormai da anni, e tutto questo quindi una sinergia che viene creata tra l'amministrazione e i tanti volontari che frequentano e che partecipano e danno il loro sostegno per la bella riuscita dell'iniziativa, e le attività economiche assieme. Credo che sia una squadra che porta al successo ormai all'86esimo anno, ma comunque ce ne saranno anche altri, insieme alle tante iniziative, quindi che porta a un fiore all'occhiello che noi riteniamo, assieme alla Marcigliana, 2 iniziative a livello nazionale, addirittura siamo arrivati quasi ad essere internazionali, è un beneficio per il nostro territorio e le nostre attività.